Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio Mia Compagnia. Vediamo oggi quali sono i tipi nati il 16 gennaio, che cosa ricevono a livello di influssi astrali e quali sono le probabilità, insomma, più frequenti o più facilmente individuabili appunto nel destino di questi nati. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale. Grazie. Dunque, i nati del 16 gennaio hanno alcune caratteristiche molto importanti. Per cominciare, una prima costellazione attraversata dalla Luna molto molto favorevole, che è la costellazione Pesci. Appartengono, ricordo sempre, come tutti i nati del mese di gennaio, anche all'influsso di Saturno attraverso la costellazione Acquario. Perciò questi nati sono sicuramente super favoriti in certe circostanze proprio grazie alla presenza di due grandissimi dominatori nel loro cielo, che garantisce loro ambizione ma anche grandi capacità in generale nella loro vita. Da un punto di vista della fortuna, però, la fortuna può essere considerata media. Comunque riusciranno nelle lotte della loro vita, ma dovranno portare attenzione e soprattutto sperare che i genitori curino particolarmente, soprattutto durante l'infanzia, la loro, propensione a quella che anticamente veniva chiamata anemia cerebrale. Dunque, purtroppo portano una predisposizione a una certa fragilità o debolezza cerebrale che va sostenuta sicuramente con delle integrazioni importanti. Comunque, se ciò non dovesse avvenire, cioè se non fossero curati adeguatamente, c'è la possibilità appunto che si possano avere delle ripercussioni da un punto di vista fisico. In che senso? Dovrebbe riapparire con sintomi di nevrastenia, cioè comunque debolezza cerebrale. Mi raccomando, soprattutto a certe età che vengono segnalate, 14, 20, 26, 32. Dunque sono sicuramente età in cui è bene riguardarsi da un sovraccarico o soprattutto dall'abuso di certe sostanze o di qualcosa che possa interferire con il buon funzionamento neuronale. Per quanto riguarda il loro carattere, sarà impulsivo, focoso, ma anche a volte lunatico e per certi versi anticamente veniva definito pazzotico. Ciò significa che appunto potevano dimostrare o possono dimostrare una certa incostanza nei loro intendimenti, nelle loro opinioni, ma anche nel loro modo di gestire la loro esistenza. Nonostante ciò, si distingueranno quasi certamente per delle imprese particolari per le quali avranno onori e riconoscimenti, ma in particolare si può dire che grazie proprio all'influsso della prima costellazione, che poi comunque va verificato anche in base al giorno e all'ora di nascita, perché anche loro influiscono indirizzando il soggetto in ambiti e campi della vita e della vita lavorativa diversi. Però la costellazione Pesci, che apre appunto questo quadrato di nascita, li porterà a lavorare a contatto con i liquidi, probabilmente a diventare capitani di lungo corso o comunque impiegati nella marina o in attività comunque di tipo statale, indossando probabilmente qualche divisa o facendo parte di uffici che si occuperanno magari di distribuzione idrica o comunque che hanno a che fare anche con gli alimenti. Oppure può anche essere che possano riuscire negli sport, soprattutto quelli che riguardano o l'acqua oppure i piedi, dunque podisti, corridori, ma anche nuotatori, alpinisti, giocatori di calcio, ecco, tutto ciò che appunto riguarda questo ambito, sia dal punto di vista del contatto con i liquidi, dunque l'acqua, gli sport acquatici, sia appunto gli sport che riguardano i piedi. Bene, si dovrà, come detto, fare attenzione a questa debolezza
che richiederà sempre accortezza e un giusto nutrimento, ma queste persone, questi nati hanno certamente un carattere distinto, molto, sono ambiziosi anche, intelligenti, gelosi, questo lo porta alla costellazione Acquario, ma anche religiosi, progressisti, altruisti, e dunque sono sicuramente persone che è piacevole avere accanto e che comunque eh, nell'età, soprattutto nell'età dall'adolescenza fino alla giovane maturità, potrebbero magari essere o rimanere coinvolti in risse o situazioni, diciamo, di pericolo o comunque da portare sempre con estrema attenzione e cautela, poiché possono svilupparsi in modo imprevedibile. Questo è dovuto a un influsso delle costellazioni di fuoco che va a chiudere il quadrato di nascita di questi nati e che porta sempre degli eccessi particolari. Attenzione anche a riposare bene, a riguardarsi dall'uso o l'abuso di sostanze che possano portare dipendenza e anche riguardarsi dall'eccesso nei giochi, magari quali scommesse o giochi comunque che prevedono una contropartita in denaro. Detto questo, vi ricordo che comunque sono necessari sempre gli approfondimenti e le personalizzazioni, perché tutti condividono alcuni punti, ma ciascuno poi ha le sue proprie qualità e caratteristiche e anche prove destiniche che sono comunque maggiormente definite anche dal giorno e luogo di nascita, ovviamente anche l'orario di nascita. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, a iscrivervi anche al mio canale se ancora non l'avete fatto e di venirci a trovare nei nostri social, nei gruppi che gestiamo e dei quali vi lascio il link in descrizione. Vi ringrazio ancora moltissimo per il vostro ascolto, per la vostra partecipazione e ci ritroviamo alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio, buona giornata.